Martino Cerantola, presidente della Coldiretti regionale, produttore di latte del Vicentino. Ormai per voi la situazione è diventata insostenibile? Assolutamente sì, non riusciamo più a fare economia all'interno dell'azienda, siamo costretti a chiudere le aziende perché non riusciamo a pagare nemmeno i costi per alimentare gli animali. Siamo qui appunto a far capire al consumatore qual è la nostra difficoltà, ma soprattutto far capire cosa stanno acquistando. Ecco, cosa devono acquistare allora i consumatori? A cosa devono stare attenti? Devono stare attenti all'etichetta in quei prodotti dove c'è, noi chiediamo che ci siano su tutti i prodotti perché la maggior parte dei prodotti che loro acquistano pensano di acquistare un prodotto, un latte italiano, ma in realtà latte non è. Basti pensare che in questo ultimo periodo la Galbani, la Parmalat sono state acquistate dalla multinazionale Lactalis e la quale importa molto latte dai paesi europei, dalla Lituania, dall'Estonia, dalla Romania. Quando arrivano in Italia sono tutti italiani, magari italiani non sono. Che differenza c'è tra il latte italiano e il latte che arriva dall'estero? Abbiamo una qualità molto più elevata, per cui abbiamo un prodotto di altissima qualità. Abbiamo una produzione che segue regole molto più restrittive, curiamo, come si può vedere, gli animali in modo corretto e adeguato, di conseguenza abbiamo automaticamente dei costi in più. Siamo oltretutto, oltre a essere dei produttori, siamo anche dei tutori del territorio. La politica cosa può fare a questo punto? Cosa chiedete voi? Chiediamo l'impegno e siamo al fianco, infatti queste manifestazioni che durano per la verità da oltre 3 giorni, ci siamo spostati da Lodi a qui di fronte a un centro commerciale per colloquiare con il consumatore, ma chiediamo alla politica un occhio di riguardo, un impegno ancora più assiduo verso il mondo industriale che dica chiaramente che deve pagare il giusto al produttore, ma anche verso l'Europa che dobbiamo avere un'etichettatura chiara per mettere nelle condizioni il consumatore di capire fino in fondo che prodotto sta mangiando.